Cari telespettatori, buona giornata e quest'oggi parliamo di cose che ci possono far sognare, almeno chiudiamo gli occhi, anzi teneteli ben aperti perché avremo delle immagini molto carine, molto simpatiche e interessanti, ma vogliamo farvi sognare, nel senso di staccarci dalla realtà, affrontiamo sempre temi abbastanza pesanti e opprimenti e quest'oggi invece facciamo un volo spaziale ma anche temporale, ci immergiamo nella storia antica, in modo particolare dei Veneti antichi, anche se questa storia non riguarderà soltanto i Veneti, e vediamo di capire come poi il popolo si è evoluto, quali sono stati i percorsi e quali tracce ne sono rimaste per ricostruire le radici di un popolo che ha fatto la storia di un paese. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una mostra straordinaria che si è aperta il 6 aprile e che si chiuderà poi verso metà novembre in modo particolare, il 17 novembre, quindi c'è ancora un po' di tempo, e che si svolge a Palazzo della Ragione in centro, nel cuore di Padova, e che è adatta a tutte le età, dai più piccini perché è in tridimensione, perché ti immerge completamente con i sensi a tutto campo nell'antichità e puoi anche interagire con un mondo che viene creato ad hoc, ma anche per le persone più in là negli anni che hanno una certa cultura, un certo tipo di forma mentis e che ben si adatteranno a cogliere alcuni aspetti che non si conoscono e soprattutto si possono riscoprire visti con un'ottica diversa. E allora Andrea Colasio, assessore alla cultura del Comune di Padova, ben arrivato qui con noi, ci aiuterà ad immergersi in questo percorso, e naturalmente la curatrice anche della mostra, Francesca Veronese, grazie anche a lei. Questa manifestazione è interessantissima e veramente io devo ancora avere l'opportunità di andare a vederla, ma da due parole mi ha incuriosito molto. Come nasce questa idea e qual è l'intento? Ma nasce da questa considerazione. Se noi pensiamo all'Italia antica, diciamo, quantomeno dal XII secolo a.C. in poi, noi siamo soliti pensare i Romani e gli Etruschi, no? Come dire, anche se in realtà arrivano dopo, ma siamo abituati a immaginare che le grandi popolazioni che hanno acculturato la penisola italica siano fondamentalmente queste due. Aggiungiamo dal VII secolo i Greci in Magna Grecia, ma in realtà c'era un grande vuoto, o meglio, era un grande vuoto per il grande pubblico ed era una conoscenza acquisita per gli studiosi, ed è la popolazione dei Venetkens, i Veneti antichi. In realtà è una popolazione che ha occupato uno spazio che va da un pezzo di Lombardia fino all'Istria, che arriva fino al Po e che arriva fino alle Alpi, quindi un territorio vastissimo abitato per un millennio da questa popolazione che poi si romanizzò consensualmente, perché anche questo è un aspetto interessantissimo. Una popolazione, noi siamo soliti pensare al Veneto come una comunità chiusa, in realtà sin da epoca antica, insomma, ci sono presenze micenee nel XII secolo, il nord-est, considerando il nord-est se vuoi Friuli, Trentino, Veneto, Emilia, pezzo di Lombardia, è sempre stato un grande crocevia culturale, come dire. Da lì passava la via dell'Ambra, dal Baltico. Sì. L'Ambra passava per il nord-est, arrivava sulle foci nell'Alto Adriatico, sulle foci del Po, e da lì arrivavano i mercanti greci che poi portavano queste merci giù in Oriente. Abbiamo trovato un pettine d'osso a Cipro che in realtà era fatto a Fratesina nell'XI secolo, cioè, non so se ci capiamo. E al tempo stesso il Veneto, il nord-est, sono attraversati da elementi che poi gli archeologi hanno trovato, che attestano un rapporto complesso non solo con l'area del Baltico, ma con il Mar Nero, l'Egitto, l'Etruria nelle sue varianti, naturalmente la grecità d'Occidente. Come dire, era un sistema di grande comunicazione. Questo mondo era conosciuto in due modi completamente diversi. Le fonti letterarie, da Omero in poi, ci raccontano di una cosa favolosa, il grande mito antenoreo, che è un po' la vicenda simile al mito fondativo di Enea, no? Enea scappa da Troia, okay, e arrivano sostanzialmente a fondare Roma, diciamo, origini quantomeno troiane. Ecco, anche tutto il nord-est poggia su questo mito fondativo. Antenore, sostanzialmente, chi sono i Veneti, o gli Enetoi di cui parla Omero? Sono sostanzialmente degli alleati, popolazione della Paflagonia, Mar Nero, Asia Minore, alleati dei Troiani nella Grande Guerra
contro i greci, vengono sconfitti e iniziano, assieme al loro nuovo condottiero Antenore, una grande trasmigrazione. Fa parte un po' della mitologia con cui tutta l'area del Mediterraneo condivide la centralità della guerra di Troia. Vanno via dalla Paflagonia e dove arrivano, guarda caso, sulle foci del Brenta o sulle foci del Po. E da lì inizia questo processo di colonizzazione parziale dell'intero nord-est. Chiaramente il mito di Antenore, no? Una popolazione che poi avrebbe scacciato gli antichi abitanti del nord-est, gli Euganei, e si sarebbe lì insediata. In realtà gli archeologi dicono è una grande leggenda, perché non c'è nulla che attesti la presenza di una popolazione che arriva da Troia, dall'Asia Minore e si stanzia lì. Però c'è un però, è un grande mito fondativo, non diverso dall'idea appunto del modo con cui nasce Roma. Diciamo che da un punto di vista invece archeologico, questa favolosa e meravigliosa civiltà, perché poi la cosa bella è che la mostra lo racconta in modo favoloso, questi avevano raggiunto livelli di raffinatezza culturale e artistica. Naturalmente noi la conosciamo attraverso la mediazione delle necropoli, perché certo, queste civiltà sono sommerse, tutto ciò che è area di necropoli, tomba, ci viene restituito e la necropoli è uno specchio che ci dà evidentemente l'idea di com'era il mondo dei vivi, quindi attraverso il lavoro degli archeologi, ed è anche divertente capire quando inizia la prima conoscenza archeologica. Pensate, inizia per caso, ma molto tardivamente, soltanto nel 1876 dei contadini stanno arando un campo in località Baldudolfin, che è vicino ad Este, e impattano su delle tombe. Viene chiamato Prosdocimi, il direttore del museo di Este, questo arriva, capisce subito che non è roba greca, non è roba romana, ma è un vasellame in bronzo molto curioso. Studia per 5 anni e comincia a dire: qui esisteva una civiltà diversa dagli Etruschi, diversa dai Romani. La chiama civiltà atestina, a teste. Esatto. Successivamente, grazie agli scavi degli archeologi protrattisi per anni, noi troviamo ancora negli anni 90, abbiamo trovato reperti eccezionali, si comincia a capire che non c'è solo Este, che c'è anche Padova e che Padova sarebbe diventato un centro più importante di Este, scopriamo che c'è Vicenza, c'è Verona Montorio e soprattutto si esplode, c'è Adria, Altino, Mel, Montebelluna, Vittorio Veneto, come dire, il nord-est, in un sistema di scambi, Gazzo, no? Questa grande area diventa una cultura omogenea su un territorio vastissimo, una cultura che permane per un millennio finché, guarda caso, trova un punto di equilibrio con i Romani. Sapete perché? Perché Romani e Veneti avevano un problema, un grosso problema comune, i Celti. I Celti, una popolazione barbara che premeva sulle frontiere e che era il nemico comune. Questo spiega il rapporto di osmosi culturale che vi fu tra loro due. Ecco allora che non si è più chiamata civiltà atestina, vennero chiamati paleoveneti e finalmente vennero chiamati con il loro giusto nome, così come i romani, come sono i veneti antichi. È la prima volta nella storia che abbiamo messo assieme i materiali provenienti da 50 musei anche bolognesi, Firenze, Roma. Perché? Perché questa civiltà ebbe scambi fondamentali, anche dal museo di Lubiana abbiamo dei pezzi importanti, e poi racconteremo quali sono le loro caratteristiche artistiche. Però è la prima volta che questo mondo, questa cultura, viene rappresentata nella sua grande unitarietà. Straordinario, quanti pezzi ci sono? Per capire anche la portata di questa esposizione, un po' come... È una mostra enorme, sono circa 2000 pezzi e la cosa affascinante, moltissimi di questi pezzi vengono presentati per la prima volta. Guardate, c'è una sala... Quindi non è una cosa anche, diciamo così, in esclusiva? È tutta in esclusiva perché questa mostra è realizzata dal Comune di Padova assieme alla sovrintendenza, che ringrazio perché hanno fatto un lavoro eccezionale, e al gruppo ICAT. Diciamo che abbiamo messo assieme lo Stato, il Ministero, il Comune e degli imprenditori. Molti imprenditori ci hanno aiutato perché hanno capito che è una mostra che racconta la storia dell'intero territorio, di un grande pezzo di Italia. Pensatevi che nelle fonti antiche, questo ci ha molto colpito, il territorio dei Veneti
degli Oinetoi viene così raccontato, si parla di città-isole perché erano in mezzo all'acqua, noi dobbiamo pensare X, IX, VIII secolo a.C., che poi c'è un processo di urbanizzazione, ma comunque le città dei Veneti sorgono lungo le grandi vie d'acqua, quindi la valle del Piave, la valle dell'Adige, la valle del Tagliamento, il Sile, come dire, tutte quelle grandi vie d'acqua che di fatto mettevano in connessione la laguna di Venezia, che ancora non c'era, con l'entroterra, e da lì si raggiungeva il Norico e quindi si andava al Baltico. Questo popolo condivide una cultura comune, per esempio da un punto di vista artistico, con molte popolazioni dell'Europa centrale e di area germanica. Perché? Perché loro, per esempio, non hanno la ceramica a figure rosse e nere. Noi pensiamo alla cultura greca, pensiamo ai vasi, no? Figurati, istoriati. Loro avevano solo figure geometrizzanti, c'è un però. Loro erano insuperabili nell'arte delle situle. Le situle sono dei vasi di bronzo dove loro a sbalzo raccontavano delle storie. La cosa affascinante è che queste storie si avvalgono di animali fantastici, ippogrifo, grifoni, che sono tipicamente asiatici, orientali. Tanto è vero che si diceva, ecco, la prova provata che vengono dall'Asia minore. In realtà sono gli scambi culturali che generano questa situazione. Quindi noi ci siamo introdotti nel mito, il mito di Antenore. È bellissimo pensare che questo territorio, no, abbia queste connessioni con le vicende di Troia. In realtà c'è un fondamento, sono i mercanti greci che portano sulle loro navi, pensatevi che venivano ad Adria a comprare i cavalli. Sì, infatti questa era famosissima. Il cavallo veneto è famosissimo, pensatevi che nel 440 a.C. alle Olimpiadi, alle 85esime Olimpiadi, Leonte, uno spartano, vince le Olimpiadi, sapete con che cosa? Con un cavallo veneto, cavalli velocissimi e robustissimi, come dire, e venivano ad Adria a comperarseli. La zona del Polesine, infatti, è famosissima. Ma Adria era un grande emporio, pensatevi che fu città etrusca, città greca, città siracusana, non vi dico altro per capire le connessioni, no? E quello che è favoloso, il tiranno di Siracusa, Dionigi, sapete cosa aveva? Aveva una scuderia di cavalli da corsa, erano le Ferrari del tempo, era l'Emirato Arabo, certo. Il tiranno di Siracusa aveva i cavalli veneti, come dire, è una bella storia che andava raccontata compiutamente. Assolutamente, noi continuiamo a raccontarvi questa storia, ma adesso entriamo anche nel vivo della mostra, quindi ci mettiamo, avete già visto alcune immagini e vediamo anche la particolarità, perché non finisce qui naturalmente, subito dopo la pubblicità. Allora, torniamo a immergersi in questa realtà, adesso entriamo proprio nella mostra. Vediamo anche così, magari noi possiamo vedere anche delle immagini, c'è stata questa presentazione, un video, eccetera. Vediamo che cosa si vede, perché è molto coinvolgente l'assessore nel suo racconto, ma non finisce qui. Certo, la storia di un millennio del nord-est naturalmente non poteva che essere raccontata attraverso una grande quantità di materiali, quindi abbiamo, come è stato detto, circa 2000 oggetti che raccontano la vita quotidiana dei veneti, che raccontano le loro abitudini nei rituali funerari, che raccontano la loro devozione nei confronti delle divinità, che raccontano ancora il loro uso nell'addestramento del cavallo, la loro modalità di sepoltura del cavallo, che quindi in definitiva raccontano l'importanza del cavallo all'interno della loro civiltà. Abbiamo oggetti che poi ci permettono di confrontare com'era la vita dei veneti di pianura rispetto alla vita dei veneti delle alture, per cui abbiamo veramente dato spazio a tutto il mondo dei veneti nelle sue possibili articolazioni. Ma in tutto questo il visitatore non si troverà disorientato, perché viene proprio condotto in una sorta di viaggio immaginario nella terra dei Veneti antichi. Un viaggio... Cioè non è un'esposizione, noi vediamo qua delle foto bellissime di reperti che si trovano nella mostra, certo. Però visti così, se non c'è un racconto, una guida, un qualcosa, non si comprende bene. Invece questi non sono allocati così come li vediamo. Non sono così come li vediamo, ma sono tutti naturalmente contestualizzati all'interno di questo viaggio immaginario, per cui il visitatore viene idealmente condotto dal delta del Po,
nell'undicesimo secolo a.C. a incamminarsi poi nel territorio dei Veneti, attraversando le pianure solcate dai fiumi, entrando in una città ideale dei Veneti antichi, entrando in un'area di necropoli di pianura, entrando nei santuari delle pianure e poi pian piano viene... C'è una ricostruzione praticamente. Ci sono anche delle ricostruzioni strada facendo, ma poi diciamo che il visitatore viene invitato a salire verso le alture, quindi a camminare in questo mondo delle alture, incontrando anche lì villaggi sperduti nelle alture e conoscendone le caratteristiche, viene invitato a passare nelle necropoli delle alture, nelle aree sacre delle alture e poi conclude il suo percorso immaginario nei santuari di montagna, quindi nei santuari di Lagole, di Auronzo, in epoca ormai molto avanzata, quindi siamo quasi a contatto col mondo romano, e poi idealmente viene condotto fuori dalla mostra calpestando una strada romana. Quindi diciamo quel simbolo con cui possiamo riassumere il processo di romanizzazione del Veneto. Quando i romani sono arrivati nel Veneto, il segno più evidente del loro arrivare in questi nuovi territori è stata la costruzione di strade. Il visitatore quindi esce dal mondo dei Veneti e si avvia idealmente verso un altro viaggio che è quello del Veneto romano. A quel punto però la mostra è conclusa. Tutti gli oggetti che noi vediamo scorrere sono oggetti che di volta in volta il visitatore potrà apprezzare, quindi potrà vederli all'interno dei contesti di necropoli, potrà vederli all'interno delle aree sacre e naturalmente di ogni oggetto viene poi data la spiegazione scientifica, ma vengono anche poi proposte delle ricostruzioni perché il visitatore possa capire come questo mondo dei Veneti in realtà si articolava da un punto di vista pratico, per cui il visitatore potrà vedere ad esempio una casa ideale, però ricostruita sulla base di dati di scavo di V secolo a.C., quindi potrà vedere come erano gli arredi, come erano le strutture costruttive, come erano gli spazi all'interno, che tipo di vasellame veniva utilizzato, così come potrà entrare in un santuario, che naturalmente non è un santuario ben preciso, ma è un santuario ideale, con tutti gli elementi che caratterizzavano però le aree sacre dei Veneti antichi, per cui potrà vedere ad esempio le impronte degli animali che venivano condotti al sacrificio, sono proprio delle impronte che si muovono sul pavimento e queste impronte vanno verso un altare, il tipico altare a cenere che è la struttura su cui venivano fatti i sacrifici alle divinità, e potrà anche mettere i piedi nell'acqua, perché ricordiamoci che in tutti i luoghi sacri del mondo antico la presenza dell'acqua è un elemento fondamentale per la ritualità. Quindi quasi tutti i santuari, i luoghi di culto avevano la presenza o di piccoli ruscelli o di polle d'acqua. Pensiamo ad esempio a Montegrotto, che è proprio un santuario tipico del mondo veneto che sorge sulle sponde di un laghetto termale che diventa il fulcro dell'area sacra. Ecco, e comunque insomma, il visitatore avrà anche modo di mettere i piedi in questa acqua virtuale che però nel momento in cui viene toccata dal visitatore, cioè crea tutte le onde, per cui c'è anche un aspetto così emozionale della visita su cui abbiamo voluto anche attirare molto l'attenzione. Questo quindi adatto ai bambini anche, può sì, attirare infatti, anche persone più giovani che hanno sì, bisogno di certo, diciamo che la diverso. mostra nasce proprio pensata sicuramente per la comunità scientifica, perché è un'occasione che gli studiosi hanno a lungo tempo atteso. Gli studi degli ultimi 30 anni sulla civiltà dei Veneti hanno rivoluzionato le conoscenze, le hanno approfondite, hanno portato a capire molte cose che prima non si potevano neppure ipotizzare. Però è una mostra che non è dedicata soltanto agli studiosi, è una mostra che deve coinvolgere il grande pubblico, quindi questo sistema di suscitare l'emozione del visitatore è proprio pensato anche per i non addetti ai lavori, per i giovani delle scuole, cioè per coloro che a questo mondo si devono avvicinare non pensando che sia una storia noiosa, ma pensando che la mostra sia proprio l'occasione per conoscere la storia del passato e per apprezzarla. Assolutamente. Ecco, da questa mostra si evince ad esempio che anche c'erano degli strumenti di comunicazione, di istruzione, delle rappresentazioni che riguardavano la vita quotidiana che magari non si pensava di immaginare per il tempo, no? Beh, ci sono delle cose impressionanti.
Tanto mi piacerebbe dire una cosa, che la mostra è all'interno del più bel palazzo del mondo, nel senso che il visitatore non solo scopre la mostra, ma mentre è dentro la mostra alza gli occhi al cielo ed è attorniato dal meraviglioso ciclo affrescato del Palazzo della Ragione. Insomma, direi che è un'occasione unica per vedere una mostra che la gente esce emozionata. Abbiamo i social network che ci scrivono, siamo emozionatissimi, è bellissimo, perché è veramente emozionante, cioè è scoprire un pezzo di storia sconosciuta, ma lo fai attraverso emozioni. E soprattutto sei dentro un palazzo che è carico di storia, è un palazzo tra il 1200 e il 1300 si dipana completamente. Insomma, pensate che l'aveva dipinto Giotto, l'aveva affrescato Giotto, qualcosa rimane, ma ripeto, è il palazzo che per secoli a navata unica più grande del mondo. Una piccola particolarità, che poi vi dico meglio. Vicino c'è il famoso cavallo, che per anni si riteneva che fosse quello di fronte al santo, la struttura in legno utilizzata da Donatello. In realtà è un cavallo da fiera seicentesca, gigantesca, e di fianco abbiamo voluto mettere proprio una sezione dedicata al cavallo. C'è una meravigliosa tomba di una famiglia importante, perché gli oggetti all'interno di una tomba ti raccontano dell'importanza, della ricchezza, del rango della famiglia e di chi è stato lì sepolto. Loro venivano incineriti, però c'è una cosa strana, ci sono due cavalli, diverse strutture per gli ossuari, e c'è una cosa stranissima, cioè il cavaliere, quindi rango elevato, quando moriva il suo cavallo veniva sacrificato. Qui ce ne sono non solo due, ma c'è una cosa stranissima, c'è il corpo di un uomo, non incinerito quindi, ma inumato, e il corpo dell'uomo presenta un'anomalia. I denti ci dicono che è un ragazzo giovane, perché ha una dentatura perfetta, bei tempi, ma soprattutto è stranissima la posizione del suo corpo, che è in posizione di difesa, come dire, lo stanno uccidendo. Lui era il povero palafreniere, quello che curava il cavallo, che viene sacrificato assieme al cavallo quando muore il padrone. È una cosa bellissima, fortissima, emozionante. Ed è la prima volta che viene esposta questa particolare tomba che la sovrintendenza ha proprio tirato fuori dai suoi archivi, dei suoi depositi, ed è veramente impressionante. Poi voglio raccontare, parlavamo prima delle situle, no? Anche queste sono impressionanti. C'è una cosa che noi non potevamo immaginare, non naturalmente gli studiosi, ma noi persone comuni. C'è una situla bellissima, oltre alla situla Benvenuti, che è un capolavoro dell'arte. Di fianco c'è un elmo, che viene chiamato l'elmo di Pitino. La cosa strana è che non è un elmo dei Veneti antichi, ma è un elmo piceno, quindi diciamo dalle Marche. Cosa ci fa lì? È la prima volta nella storia che la situla Benvenuti, questo vaso di bronzo vistoriato con figure fantastiche, pesci, ironi, è di fianco all'elmo di Pitino. Guarda caso c'è un motivo. Secondo alcuni studiosi, l'artista, probabilmente un etrusco, che ha scolpito, modellato la situla Benvenuti, è lo stesso che, viaggiando tra Veneto, Etruria e Marche, ha fatto anche l'elmo di Pitino. È una sorta di Giotto del VI secolo a.C. che le famiglie di rango... Commissione, questo forse... Questa è la situla Benvenuti. Ecco. C'è l'elmo di Pitino a suo fianco che ha la stessa mano, è lo stesso artista che la decora. Ed è la prima volta nella storia che fratello e sorella vengono messi assieme. C'è un'altra cosa eccezionale, ed è la prima volta che viene esposta al pubblico. È la situla famosissima dell'Alpago, trovata una quindicina d'anni fa, stanno ancora studiandola. Per la prima volta abbiamo avuto dal Ministero l'autorizzazione a presentarla in pubblico, ed è una cosa anomala, eccezionale. Dov'è l'eccezionalità? È la prima volta che in una situla viene raccontato un rituale di accoppiamento erotico. Insomma, alcuni scherzosamente dicono è il Kama Sutra dei Veneti, non è un caso che ci fosse la coda in mostra, ma in realtà la cosa che ci ha colpito è che non è solo un accoppiamento erotico che finisce poi con la donna che partorisce come un'indiana, quindi ha chiaramente un significato rituale, ma la cosa bellissima è che il rapporto uomo-donna inizia
con la conoscenza, vedete l'omino raffigurato che conosce la donna, il corteggiamento, il primo bacio, è una fiction. Come dire, infatti, ma probabilmente anche un insegnamento per mostrare come sono le procedure di diciamo avvicinamento. che sarebbero buona cosa anche oggi, no? Diciamo che è un percorso amoroso che poi ha un rituale di accoppiamento e il parto, ma è di un'emozione incredibile e diciamo che erano molto civilizzati, ripeto, è un'occasione unica per immergersi anche in questo mondo. Poi naturalmente c'è la scrittura. C'è la scrittura e su questo penso che la curatrice... Il mondo della scrittura dei Veneti è ben noto per molti aspetti, per altri è ancora tutto da indagare. Una sezione della mostra racconta le conoscenze che ad oggi ci sono su questo tema. Ecco, io la fermo un attimo perché mi incuriosisce e ci incuriosisce. Parliamo della scrittura, quindi capire anche un ulteriore strumento di comunicazione importantissimo, se poteva essere considerato tale, e perché nasce l'esigenza di scrivere, perché anche questo è altrettanto importante, indica senza dubbio attività commerciali, plausibilmente. Andiamo a raccontarvelo tra pochissimo, quindi restate con noi. Eccoci qua. Allora, parliamo della scrittura e vediamo di capire come nasce questa esigenza, che cosa si scriveva e che scrittura era. Infatti la scrittura nasce nel VI secolo a.C., poi ha tutta una sua evoluzione in più fasi, ha anche poi degli aspetti leggermente diversi a seconda delle aree, per cui pur all'interno di una matrice culturale unica, Padova ha un alfabeto che si differenzia un pochino rispetto a quello di Este, rispetto a quello di altri centri. Comunque il dato importante e che fa della scrittura nel mondo dei Veneti un aspetto sicuramente da approfondire è il fatto che la scrittura nasce legata alla sfera del sacro, per cui la scrittura viene insegnata proprio sotto forma di didattica all'interno di santuari preposti a questa attività. Ecco, qui vediamo forse un esempio. Questi sono alcuni degli esempi di come poi la scrittura si declina sui più diversi tipi di materiale, per cui ci sono vari cippi iscritti. In questo caso è un cippo che viene da Padova e che ci racconta come esistessero nel mondo dei Veneti degli spazi sacri ben definiti, quindi questo cippo si trova all'ingresso dell'area dedicata ai santuari. Però comunque la cosa rilevante è che per esempio a Este c'è un famoso santuario che è il santuario di Reitia, una delle divinità più importanti del panorama sacro dei Veneti, e all'interno di questo santuario veniva proprio insegnata la scrittura. Le donne erano parte attiva di tutta questa pratica e quindi questo è un aspetto su cui molto si è scritto e probabilmente molto si dovrà ancora scrivere, perché c'è proprio questa connessione tra il sacro, la scrittura e il mondo delle donne, che sicuramente richiede degli approfondimenti, cioè richiede di capire delle specie di sacerdotesse a questo sicuramente punto delle sacerdotesse. Ci sono poi per esempio moltissimi ex voto rinvenuti all'interno di questo spazio sacro che raffigurano delle tavolette alfabetiche o degli stili scrittori, cioè quindi degli strumenti per incidere e quindi per scrivere. Su questi stili la dedica di donne è preponderante, quindi sono oggetti proprio dedicati da donne alla divinità. Ecco, quindi diciamo che questo è un aspetto sicuramente molto curioso e degno della maggiore attenzione. Questa immagine per esempio? Questa è una stele funeraria su cui comunque abbiamo l'elemento della scrittura, lo vediamo nella cornice nel lato superiore e lungo il lato sinistro. Lì abbiamo il nome del defunto a cui apparteneva il monumento funerario. Lì l'aspetto poi rilevante è anche la scena che viene raffigurata, è una scena di commiato, è proprio diciamo l'addio che la donna dà all'uomo che si accinge ad intraprendere il suo viaggio oltremondano. È una delle stele più antiche perché risale al VI secolo a.C. e è bello questo atto simbolico di addio, perché proprio pare che queste due figure quasi stiano dialogando, anche se di fatto non ci sono parole. Però nel momento in cui lei gli dona questa sorta di uccellino, questa anatra di palude, è stata così interpretata, che a sua volta ha un valore simbolico, forse il simbolo dell'anima,
Ecco, è proprio la scena di addio, su cui peraltro molto si è ragionato anche in termini iconografici, perché i due personaggi sono rappresentati con il loro tipico costume venetico, quindi con il tipico abbigliamento che caratterizzava questa popolazione. Uomo e donna quindi hanno abbigliamento ben differenziato. Vediamo che ad esempio l'uomo porta una sorta di tunica corta con mantello e un copricapo particolare, un bastone che forse è assimilabile a uno scettro, mentre la donna porta una veste più lunga con un mantello che le parte dalla testa, quindi è proprio il tipico abbigliamento che poi ritroviamo anche in monumenti funerari più recenti, e che persiste quasi fino alla romanizzazione, quando poi cambia tutto anche da questo punto di vista. Ecco, anche dall'abbigliamento si evince che era un popolo evoluto. Cioè, ripensando alla storia che uno ha studiato, che ha visto, eccetera, va a pensare che fosse così, come idea, molto primitivi. In realtà, ha tutt'altro che primitivi anche da questi reperti, secondo me. Lo dico a chi ama l'arte. Ci sono dei gioielli in mostra d'ambra, di pasta vitrea, sono gioielli di una modernità impressionante, sono veramente, sarebbero da riprodurre e da vendere, siamo pentiti di non aver fatto i gadget. Caspita, vi assicuro che non solo donne ma molti uomini si rendono, oppure abbiamo degli oggetti in miniatura, già verso la romanizzazione sono dei piccoli pezzi d'argento raffiguranti dei o eroi, ci sono dei bronzetti, c'è il pari di Arciere, sono dei qua stiamo vedendo, sono dei bronzetti impressionanti. E poi c'è una cosa che mi sta a cuore raccontare, penso al rapporto tra l'Emilia, l'attuale Emilia e il nord-est. C'è un grande ciottolone, un grande vaso trovato a Bologna, gentilmente prestatoci dalla sovrintendenza emiliana, che è incredibile perché è un signore che vive a Bologna, muore lì, c'è il suo ossuario dove vengono messe dopo l'incenerazione le sue ossa, e dentro un vaso di bronzo dove è scritto "Io sono di Padova". Come dire, e siamo nel VI secolo a.C., come dire, quindi non solo, pensiamo ad Altino. Ad Altino è attestata una piccola barretta in bronzo dove un signore dice "Io sono Patavinos", come dire, e siamo nel VI secolo a.C. Uno va a morire a Bologna, va a morire ad Altino nel santuario, però lascia traccia che lui è un signore che guarda caso viene da... Quindi Padova non è la Patavium romana, ma è l'antica Patava, pensate voi, ben 4 secoli prima di chiamarsi Patavium si chiamava Patava. Diciamo che tutto il territorio del nord-est è segnato da molte città, appunto le famose 50 città dei Veneti. Nelle fonti letterarie antiche, oltre che definirle città-isole, si dice i Veneti dalle 50 città. Tenete conto che gli Oien e Toi non sono solo i Veneti, ma vuol dire il Trentino, vuol dire un pezzo di Lombardia, vuol dire l'Istria, vuol dire il Friuli Venezia Giulia, con connessioni, come dicevo prima, con la realtà emiliana, ovviamente con il grande rapporto con i romani. Proprio parlando di abbigliamento, abbiamo visto che loro erano molto raffinati. Pensate alle fibule, alle tuniche, cioè noi abbiamo, ovviamente non abbiamo tuniche, ma abbiamo tutti gli oggetti che sono naturalmente rinvenuti nelle aree funerarie, cioè diciamo che gli oggetti più belli, c'è la tomba dei vasi Borchiati, che è da brivido, trovata a Padova inizio anni 70, ha una cosa curiosissima. Diciamo che erano talmente raffinati che ad un certo punto loro, specie i gruppi sociali più di rango, i cavalieri, avevano stili di vita modulati sugli Etruschi e i Greci antichi. C'era quindi il rito del simposio. Durante il rito funerario, che è un tipico rito di passaggio tra la vita e la morte, cioè è una situazione a metà tra il di qua e il di là. Si ricorreva al bere il vino, perché creava quello stato di ebbrezza che si muove tra la vita e la morte. Pensate, gli archeologi hanno trovato un oggetto misterioso, sono dei tubi
con una parte superiore, tutti vuoti, con una specie di braciere sotto. Sopra venivano messe delle piccole coppe e veniva scaldato il vino con l'acqua, aromi, spezie, io penso anche droghe, è evidente, perché il rito di passaggio, il rito funerario era un rito molto strano. Quindi la mostra queste cose le racconta, ma tutti le fa comprendere. Sì, insomma, perché gli oggetti sono tutti messi assieme così come gli archeologi li hanno trovati e così come i veneti antichi li hanno deposti, quindi la cosa è bellissima. Poi c'è una cosa curiosissima, si chiamano il mistero dei ciottoloni padovani. Sono delle pietre a forma d'uovo, ce ne sono ben 6 in mostra, la cui funzione non è chiara, neanche gli studiosi sono certi, sono iscritte e si presume che siano di derivazione orfica, che quindi l'uovo, la forma uovo, sia simbolo di vita, e c'è una cosa curiosissima. In un ciottolone c'è un'iscrizione che attesta che il signore a cui fa riferimento è un celto, quindi un barbaro. I barbari non venivano incineriti, venivano inumati, cioè c'era un'area, come i cavalli avevano un'area di necropoli a parte. La cosa divertente è che il secondo ciottolone è già il figlio del celto, è diventato cittadino della città. È stato assimilato, poi c'è un terzo ciottolone che è il nipote. Insomma, la cultura dell'assimilazione è impressionante. Noi pensiamo all'antico come popoli in guerra. Invece i mercanti, tenete conto che il sacro, i santuari sacri, e anche gli empori a volte erano sacri, permettevano a queste popolazioni di dialogare e di scambiare. Interessantissimo. Siamo in conclusione, una battuta, prego. Molto probabilmente è proprio l'immaginario collettivo dei non addetti ai lavori che in qualche modo si pensava a questo popolo dei Veneti come a un popolo forse un po' arretrato. Gli addetti ai lavori, gli studiosi, gli archeologi avevano una percezione un po' diversa di questa realtà. Adesso la mettono a disposizione adesso di tutti, finalmente quindi questa mostra dà l'occasione proprio di far conoscere la ricchezza, la complessità di questa cultura che appunto è diffusa in tutto il territorio veneto e che ha delle articolazioni molto diverse a seconda delle aree in cui poi di fatto è fiorita. È stata anche l'occasione per mettere a fuoco alcune conoscenze relative a zone dove non si pensava che sarebbe stata così invece importante. Ci fossero stati degli insediamenti rilevanti. Grazie. Grazie Assessore, grazie alla nostra curatrice della mostra, grazie a voi di averci seguito. Insomma, vi abbiamo fatto immergere in una realtà lontanissima ma vicina a noi, perché a Padova appunto si è aperta il 6 aprile, si chiuderà il 17 novembre, Palazzo della Ragione in centro, quindi un'occasione importante per vedere, rivedere Palazzo della Ragione, ma in un'ottica diversa, immergersi in una realtà dove tutti, grandi e piccini, possono cogliere una vita passata molto evoluta, molto interessante e coinvolgente. Grazie, noi ci troviamo come sempre domani.